Presentata stamani presso l'Aula Consiliare del Libero Consorzio, l'associazione Generazioni Consapevoli, che ha l'obiettivo di sensibilizzare e orientare le persone, istituzioni, soggetti sociali su temi educativi, formativi legati a rapporti intergenerazionali riguardanti le relazioni tra gli adulti, giovani, ragazzi. L'associazione è presieduta da Achille Furioso e dai componenti del consiglio direttivo, tra cui Francesco Pira, Alfio Russo, Sandra Scicolone, Alessandro Feliciangeli, Teresa Lazzano, Giuseppe Caramazza. Ha anche presentato il prossimo evento che si terrà in collaborazione con il Liceo Classico Empedocle presso lo spazio Temenos di Agrigento il prossimo sabato. La lezione è esclusivamente ed essenzialmente più che positiva. Io l'altra settimana ho incontrato l'ingegnere Achille Furioso, che è il presidente di questa associazione, che mi ha invitato a partecipare e avendo visto un po' quali sono gli obiettivi di questa associazione, anche i componenti, c'è il professor Pira Francesco e altri illustri professionisti della città di Agrigento, con la partecipazione anche del Liceo Classico Empedocle, c'era la preside stamattina, con questo progetto di voler chiaramente rendersi consapevoli e responsabili di fronte ai giovani, ai nostri figli. Anch'io sono padre di 3 ragazzi adolescenti, per cui mi è interessato molto vedere come anche la stessa tecnologia, anziché essere uno strumento di distanza o negativo, possa essere invece utilizzato come un'utilità per andare incontro a quelle sono le esigenze dei nostri ragazzi e capire i loro bisogni e metterci eventualmente a loro disposizione ponendoci una domanda: noi che mondo stiamo lasciando a questi ragazzi e loro cosa si aspettano da noi, in modo da poterli rendere più sicuri, più forti, in modo da poter affrontare anche le scelte del futuro. Generazioni consapevoli è il titolo dell'associazione. Da cosa nasce? Perché nasce? Ci siamo chiesti noi genitori, che facciamo parte di questo gruppo, che è un gruppo molto eterogeneo, costituito da ben 50 persone, soci tra architetti, ingegneri, professionisti, ma soprattutto genitori, ci sono dentro nonni e anche studenti, ragazzi, quindi figli, se i genitori sono sempre stati bravi nell'educare i propri figli. E a giudicare dalle cose che si sentono in questi giorni, nell'ultimo periodo specialmente sui mass media, genitori che anziché rimproverare i figli prendono a botte i professori, un dubbio ci è venuto, che probabilmente noi genitori potevamo fare qualcosina in più, fermo restando il fatto che siamo fermamente convinti che i nostri ragazzi salveranno il mondo e, proprio per citare un esempio, basta pensare alla nostra Greta, che dalla Nord Europa sta battendo tutto il mondo per riscaldare i cuori di noi adulti sui temi ambientali, per essere fermamente convinti che i giovani salveranno il mondo. Ci sono, ieri una delle scritte che campeggiava in questo corteo di genitori e figli per l'ambiente era: 2050, mamma tu cosa fai? O tu cosa hai fatto? Ecco, noi proviamo a farci delle domande ma anche a darci delle risposte. In questo momento è importante interrompere questo muro che si è creato, buttare giù questo muro che si è creato tra genitori e figli e tra generazioni. Per questo il nome dell'associazione Genitori Consapevoli ha questa spinta forte, cioè andare a cercare oggi quelli che sono nuovi stimoli per utilizzare le nuove tecnologie per costruire processi di conoscenza, processi di condivisione e non per costruire processi di violenza.